Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale Scaligero su richiesta della locale Procura della Repubblica di beni per oltre 1,5 milioni di euro riconducibili a un 44enne imprenditore veronese indagato insieme ad altre 9 persone per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I finanzieri hanno sequestrato vari immobili, tra cui una casa sul lago di Garda, numerose quote di società di capitali e 750.000 euro individuati presso varie banche. Le indagini che hanno portato al sequestro hanno scoperto che l'indagato e la sua compagna, con il concorso di varie persone di sua fiducia, anch'esse indagate, avevano spogliato l'uomo in modo fittizio di tutti i suoi beni per non pagare le tasse. La fraudolenta alienazione dei beni, anche mediante il conferimento di un trust appositamente costituito, oltre che in cessioni in favore della compagna e di altri soggetti di sua fiducia, era stata fatta per rendere inefficaci le procedure di riscossione delle imposte dovute a seguito di un'indagine dell'Agenzia delle Entrate. Le Fiamme Gialle Scaligere hanno meticolosamente ricostruito le singole operazioni e individuato il ruolo degli ulteriori 9 soggetti che hanno concorso nell'illecito. Governatore Cecchini ha presentato oggi 2 progetti importanti a Bruxelles e alla Regione Friuli-Venezia Giulia che puntano a raccogliere ancora più opportunità all'interno dell'Unione Europea. È fondamentale il raccordo fra la Regione e l'Unione Europea stessa. Penso che il Friuli-Venezia Giulia possa svolgere un ruolo importante e anche come regione di confine, non soltanto nell'accedere ai fondi e ai progetti europei, ma anche in un'ottica propositiva verso l'Unione Europea. Noi facciamo parte a pieno titolo, oltretutto, di un'area geografica, quello del centro e sud Europa, che riveste una grande importanza per il nostro continente. Inoltre mettiamo a disposizione da novembre il nuovo sito dove cittadini e imprese potranno accedere in modo semplice e intuitivo a tutte le progettazioni europee e ovviamente a tutti la possibilità di accedere a fondi europei. Quindi un'opportunità importante dove lavoriamo sicuramente sulla parte contributiva, ma anche su una forte semplificazione nel rapporto cittadino e pubblica amministrazione. Assessore Scoccimarro, il tema della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile, lei ha indicato qual è l'impegno della Regione per migliorare la mobilità e renderla più al passo con i tempi. Sì, sono 2 cose strettamente legate, quindi grossi investimenti per la sicurezza delle infrastrutture, oltre 90 milioni stanziati dalla Regione per mettere in sicurezza la rete stradale, grandi contributi anche per acquistare veicoli appunto ecologici, l'abbiamo fatto fino a poco tempo fa con le macchine ibride elettriche, stiamo facendo adesso con le biciclette elettriche, daremo il buon esempio nei prossimi mesi acquistando 500 macchine elettriche per la pubblica amministrazione, quindi esempi concreti, e poi andare a fare questi investimenti, dicevo, della sicurezza anche nei confronti degli utenti più deboli, penso ai pedoni e ai ciclisti, quindi infrastrutture degne di nome per questi utenti, e poi ovviamente altre categorie, l'autotrasporto e anche tutti gli altri automobilisti, quindi un grosso impegno della Regione sia nel campo della mobilità sostenibile ma soprattutto per la sicurezza affinché ci sia sempre maggiore controllo e educazione stradale e ambientale sul nostro territorio. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.